Pesante conta dei danni per i nubifragi che si sono abbattuti tra la Marca, il Veneziano e il Padovano, strade come fiumi e interventi per tutta la sera, polemiche per l'emergenza continua. A Cornuda un'officina andata sott'acqua per la seconda volta in meno di un anno, prima era la paura, ora la rabbia, dice il titolare, qualcuno deve pagare. Incubo baby gang a Venezia, blitz della polizia in centro storico per stroncare il fenomeno con 7 arresti e numerose perquisizioni. Pedemontana Veneta, attesa finita l'annuncio ieri del vice premier Salvini, lunedì alle 12 apre il primo tratto a 31 Breganze. Tragedia a Oderzo, 14enne muore per un tumore fulminante, una settimana fa un malore in classe, la diagnosi terribile e il dramma che ha sconvolto il paese. Elezioni comunali, il caso singolare del piccolo comune di Campodoro nel Padovano, i due candidati sindaco ottengono il medesimo numero di voti, si dovrà andare al ballottaggio come nei grandi centri. Una canzone dedicata alla gioventù trevigiana del 48, gli anni della speranza e della ricostruzione dopo la guerra. A scriverla un inedito Giancarlo Gentilini. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali ha dunque subito un focus, subito un'ampia pagina sul maltempo che già abbiamo raccontato a partire da ieri sera, soprattutto nell'edizione trevigiana. La Marca, l'area più colpita tra Cornuda, Castelfranco, Crocetta del Montello e poi anche Oderzo. In queste ore inizia la conta dei danni mentre ancora piove in queste zone. Cornuda, Crocetta del Montello, Castelfranco Veneto, Oderzo, nubifragi intensi, le temute bombe d'acqua, centri abitati e zone più periferiche allagati per ore. Emblematica l'immagine del sottopasso all'Iper di Castelfranco con un'auto bloccata sommersa quasi per intero. Un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco che nella notte hanno proseguito il lavoro, in particolare a Oderzo. Questa è via Madre Teresa di Calcutta. Strade allagate a Crocetta, a Cornuda oggi si devono contare i danni. Secondo allagamento in 10 mesi, l'esasperazione all'officina Zavarise di via Zanini. Ci ritroviamo nella stessa identica situazione. La differenza l'anno scorso dispiaciuto, quest'anno arrabbiato perché bisogna trovare delle soluzioni e qualcuno deve pagare questa volta. Danni? L'altra volta 90.000, adesso siamo intorno ai 70, perché ho salvato qualcosina. Fortunatamente è accaduto quando voi eravate presenti qui in fabbrica. Sì, con clienti e paura. Paura perché l'acqua è salita in 10 minuti. La competenza non è del comune, però c'è già un piano del consorzio di bonifica che è partito da un mese e che sta monitorando tutto l'alveo di questo torrente e non solo, proprio per metterlo in sicurezza. In centro al paese e verso la stazione la situazione non è andata molto meglio. Una bomba d'acqua ha invaso anche il suo negozio? Sì, purtroppo sì, siamo riusciti un po' a fermare questa ondata incredibile che in mezz'ora 1 metro d'acqua è arrivata fino a qua l'acqua, fino a qua, una cosa mai vista a Cornuda, incredibile. Era già successo, però non era mai entrata, era sempre stata sulla strada o qua dietro tipo. Era proprio brutto di guardare anche la pioggia che non fermava, l'acqua andava dentro, io pensavo mamma mia cosa faccio io, allora ho lasciato qui. Chiudo la mia porta, è andata la mia amica che abita di là per stare di là perché era nervosa, piangeva perché non sapevo cosa fare. Ma dentro avevo melma, avevo acqua fino in fondo al bagno. Già abbiamo lavorato 2 ore per buttare fuori tutto. Quindi tutta la zona della stazione è stata pesantemente colpita, tante case che sono andate sott'acqua, scantinati, uffici e siamo riusciti comunque adesso a risolvere un po' la situazione dopo qualche ora. Lei ha messo le paratie addirittura? Le 10 anni che ho fatto paratie, d'altronde non si può vivere la vita che mi qua vivo sempre con paura dell'acqua alta. Mi fate tutto, è fatta casa espansione, è fatta casa, però l'acqua alta quando è che viene, c'è niente da fare. Fino a sera sorvegliati speciali sono stati i corsi d'acqua, non smette di piovere e anche le frane fanno paura. 2 famiglie sono state evacuate per uno smottamento a Formeniga nel Vittoriese, la situazione rimane delicata e monitorata di ora in ora. E come sappiamo la Marca non è stata l'unica provincia colpita, confine con la Marca, dopo aver passato anche la zona di Castelfranco, anche Cittadella, le immagini di Angelo Cimarosti che ci testimoniano la situazione nel sottopasso di via Kennedy, ad esempio i tombini esplosi, anche qui le strade come fiumi nella zona di Cittadella.
con i pesanti disagi che sono registrati appunto in questa zona di Padova. E poi la provincia di Venezia, l'area di Noale, diciamo sempre a confine, diciamo, tra le province di Padova, Treviso appunto e Venezia. A Noale ci racconta come è andata Filippo Fois. Filippo. Sì, buongiorno, è un autentico nubifragio quello che ha colpito ieri sera anche il veneziano. Ha piovuto molto forte tra le 19, le 20 e le 21 di ieri sera, un po' in tutta la città metropolitana di Venezia, compreso il capoluogo. Le situazioni più difficili si sono registrate a Santa Maria di Sala, Scorzè e soprattutto a Noale, dove si è scatenata un'autentica bomba d'acqua che in pochi minuti ha allagato parecchie strade della città, raggiungendo livelli anche di 30-40 centimetri. Un autentico esercito si è mobilitato dalla protezione civile di Noale e Martellago ai vigili del fuoco, la polizia locale, i volontari dei carabinieri in congedo, i tecnici del consorzio Acque Risorgive. I vigili del fuoco hanno inviato squadre anche da Milano e da Mestre, e il comune addirittura ha diramato una comunicazione nella quale invitava i cittadini a evitare di uscire di casa e mettersi in strada. Quindi una situazione molto pesante, con allagamenti di negozi, di scantinati e soprattutto delle strade, in particolare questo che rendeva più difficili i soccorsi per i quali sono stati dati precedenza a disabili ed anziani. Per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Come dicevamo, sta continuando a piovere anche oggi. Agenti di polizia locale sono in questo momento sugli argini del Meolo, nell'omonima località, perché la continua pioggia ha innalzato a livelli di guardia il fiume che attraversa il paese. Ovviamente il fatto che continui a piovere non aiuta la situazione. Lasciamo adesso la pagina del maltempo, ci colleghiamo in diretta telefonica con Ilaria Marchiori a Venezia. Da poco è finita la conferenza stampa della polizia che ha illustrato forse il giro di vite più importante contro l'incubo baby gang a Venezia. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Sono state arrestate ben 7 persone, stiamo parlando di 3 maggiorenni e 4 minorenni, tra cui uno anche in carcere, proprio ritenuti responsabili dei reati contro la persona e il patrimonio, componenti delle baby gang che, come sappiamo, sono state attive soprattutto a partire dall'inizio dell'anno tra Venezia e Mestre. Hanno commesso numerosi delitti in centro storico e anche nella terraferma. Si parla di ben 3 gruppi distinti, naturalmente anche se alcuni appartenenti ai singoli gruppi si conoscono tra loro, in realtà sono 3 i gruppi distinti che hanno agito in questi mesi. Il primo, che è responsabile di ben 3 rapine, 2 molto violente avvenute in centro storico il 13 e il 19 gennaio, l'altra invece è avvenuta a fine marzo al Lido, per cui sono stati arrestati in questo caso un maggiorenne e un minorenne del 2002. Il secondo gruppo invece è quello, diciamo, più attivo nella terraferma, quindi a Mestre, nella zona di Piazza Barca, Piazzale Cialdini. Dunque ricorderemo anche l'aggressione nel negozio bengalese, per cui sono stati contestati ben 10 episodi. E poi c'è il terzo gruppo con soggetti provenienti soprattutto dal centro storico, con un maggiorenne ai domiciliari e un minorenne invece che è stato mandato in comunità. Stiamo parlando di tutti italiani, anche se in realtà ci sono ragazzi originari dell'est Europa, però hanno tutti la cittadinanza italiana. La maggior parte sono veneziani e trevigiani. Infatti ce n'erano alcuni che si barcamenavano tra la zona di Mogliano e Treviso. È stata sequestrata anche della marijuana a un trevigiano minorenne, che per questo è stato arrestato. Quello che hanno voluto sottolineare è che negli ultimi 3 anni il fenomeno baby gang è andato in crescita, dunque nonostante l'allarme sociale, nonostante tutto, non si è riusciti ad arginare il problema, ed anche per questo in questo caso specifico l'autorità minorile ha deciso di adottare determinati provvedimenti nei confronti di questi minorenni. Sono il più piccolo di 14 anni, per poi andare
al maggiorenne di 18 che ne sta per compiere 19 ma ancora ne ha 18. Grazie Ilaria. Grazie Ilaria del tuo aggiornamento da Venezia. Dunque tra i veneziani e i trevigiani, diciamo, i componenti di questa baby gang, avete sentito anche degli arresti per dei minorenni, quindi una situazione particolarmente grave. Lasciamo per un attimo la cronaca, torniamo a parlare di grandi opere, forse anche la spinta del voto con il dominio della Lega e il ribaltamento di fronte al governo, chissà, ma una svolta sulle grandi opere arriva già in queste ore, è arrivata in queste ore con l'apertura del primo tratto della Pedemontana, l'attesa apertura del primo tratto della Pedemontana a 31 Breganze, sarà lunedì alle 12, ci sarà Luca Zaia e ci sarà anche Salvini che ieri ha dato l'annuncio. La notizia arriva in diretta Facebook da Salvini. Il vice premier sarà in Veneto sulle ali del trionfo elettorale e con il governatore Zaia andrà a compiere un gesto fortemente simbolico. La prossima settimana sarò in Veneto con Luca Zaia a inaugurare il primo tratto della superstrada Pedemontana che farà viaggiare più velocemente tantissimi lavoratori, camionisti e imprenditori. C'è bisogno di fare, di costruire, di inquinare di meno, viaggiando in sicurezza, di spendere di meno. Finalmente quindi il tratto pronto da mesi ancora inutilizzato tra Thiene e Breganze viene aperto. La lentezza della decisione aveva fatto infuriare il governatore Zaia. Un blocco del tutto italiano aveva impedito di armonizzare il pagamento del pedaggio tra le varie società e per una semplice operazione di dialogo tra software si era arenato tutto tra timbri e burocrazie amministrative. Ora finalmente questo primo strappo, ben lontano da risolvere il problema, ma si tratta anche di una sfida aperta al ministro dei 5 Stelle Costa, che aveva portato in procura la superstrada su segnalazioni di militanti locali 5 Stelle. Ed ora per Salvini e Zaia è venuto il momento di togliersi i sassolini dalla scarpa. Adesso torniamo alla cronaca, c'è un paese sconvolto, Oderzo, per la morte di Giulia Cadonara, studentessa di 14 anni, stroncata purtroppo da un tumore fulminante. Tutto ha avuto inizio lo scorso mercoledì mattina quando la ragazzina di 14 anni si è sentita male all'improvviso mentre stava seguendo le lezioni a scuola. Un forte mal di testa, la giovane era svenuta in bagno, la chiamata ai soccorsi è stata immediata, portata all'ospedale Cafoncello e qui i medici la terribile scoperta, la diagnosi di un'emorragia cerebrale provocata da una grande massa tumorale che si era sviluppata a ridosso dell'osso frontale della ragazzina e non c'è stato nulla da fare. In pochi giorni purtroppo la ragazza è entrata in coma ed è morta. Sconvolto ovviamente la famiglia e il paese, i funerali domani alle 15 nel Duomo di Oderzo. E adesso invece nel Vicentino con le conseguenze giudiziarie di un infortunio sul lavoro. Hanno scelto i lavori socialmente utili per evitare l'eventuale condanna penale per lesioni colpose e gravi i 4 dirigenti di altrettante aziende coinvolte nel terribile infortunio di cui è stato vittima un magazziniere di 28 anni. L'uomo stava caricando un pacco e all'improvviso la confezione si è aperta e gli è caduta sul piede una grossa lama a coltello di quelle in uso nelle seghe circolari. L'attrezzo gli amputò un piede. 4, come detto, le persone ritenute responsabili di quanto accaduto, collegate alla filiera dalla produzione della grossa lama fino alla distribuzione al minuto. E adesso di nuovo a Padova, sbandati nell'ex clinica abbandonata, blitz della polizia. Un'ex clinica abbandonata diventata covo di sbandati e uno stabile disabitato deposito di droga. Accade a Padova dove la polizia è intervenuta in via Mincio, poco lontano dallo Stadio Ganeo, e in via Vicenza dopo le numerose segnalazioni dei residenti. Nelle ultime ore così i poliziotti hanno sgomberato ben 2 palazzine diventate ormai tane fatiscenti. Lunedì mattina all'interno di uno stabile di via Mincio durante il blitz non c'era nessuno, solo le tracce del passaggio di qualcuno che aveva passato lì la notte. Tra sporcizie e giacigli c'erano anche 94 grammi di eroina già divisi in 64 dosi pronte per essere spacciate. L'edificio dunque doveva essere frequentato da pusher che lo utilizzavano come deposito. Martedì mattina invece in via Vicenza i poliziotti hanno trovato all'interno di un ex ambulatorio medico 3 nordafricani clandestini che avevano occupato lo stabile. Uno di loro è stato espulso, un altro invece era ricercato per spaccio di droga. Ricordate il caso che abbiamo ampiamente documentato con i nostri servizi dei cattivi odori alla distilleria Bonollo di Conselve? Bene, pare ci sia all'orizzonte una soluzione.
La soluzione dovrebbe arrivare entro l'autunno, inizio della prossima campagna di distillazione che coincide con il periodo della vendemmia. Buone notizie all'orizzonte per i cittadini di Conselve che grazie a una campagna di mobilitazione erano riusciti a portare il caso dei cattivi odori e delle polveri nere alla ribalta del Parlamento. Ad annunciare l'arrivo di provvedimenti la provincia di Padova che sta coordinando un tavolo tecnico con ARPAV, ULSS, Comune di Conselve e rappresentanti dell'azienda. Saranno adottate soluzioni impiantistiche per ridurre quello che in termini tecnici si chiama impatto odorigeno, ma le verifiche non si fermeranno alla ricerca di altre possibili sorgenti di cattivi odori nelle vicinanze della distilleria Bonollo, come non si fermeranno le attività di monitoraggio della qualità dell'aria da parte della centralina ARPAV prolungate fino al 12 giugno. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare delle elezioni comunali. Rieccoci in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo delle elezioni comunali e continua l'analisi del voto anche nei comuni. C'è un caso particolare che fa discutere, previsto dalle norme, ma che fa discutere. Il caso di Campodoro. Sentite qual è. 2.654 abitanti, 1.696 quelli aventi diritto al voto, eppure Campodoro andrà al ballottaggio. Lo strano caso del piccolo comune del Padovano è a dir poco surreale. 3 i candidati sindaco, per 2 di loro la battaglia elettorale si è chiusa in perfetta parità. Vincenzo Gottardo, vice sindaco uscente, candidato con la lista Campodoro Unito, ha raccolto 751 preferenze, stesso numero di Gianfranco Vezzaro, esponente del centrodestra sostenuto dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Siamo pronti per lavorare per altri 15 giorni e per convincere le persone che non abbiamo contattato o che non abbiamo convinto in questo periodo. La continuità nel cambiamento, perché comunque continuità significa proseguire i progetti, le attività già iniziate, ma in veste nuova, con persone nuove, con figure nuove, con rinnovato entusiasmo, per cui la novità nella continuità. I 2 sfidanti, piuttosto sorpresi dal verdetto delle urne, si preparano così al secondo turno. Sapevamo fin dall'inizio che la battaglia era dura, ma alla fine, voglio dire, il cittadino di Campodoro, i cittadini di Campodoro ci hanno premiato e quindi questa è una soddisfazione, per noi è già una mezza vittoria. Io chiedo ai cittadini di Campodoro di andare a votare domenica 9, di venirci a votare, è importante, è un diritto e un dovere. Io credo che la gente da ieri abbia capito che c'è la possibilità di cambiare a Campodoro. A fare d'ago della bilancia il prossimo 9 giugno, quando gli abitanti di Campodoro torneranno alle urne, saranno i 166 voti presi da Gregorio Morelli, lo sfidante del Partito Democratico. Ancora l'analisi del voto, si cerca sempre anche nelle varie province il candidato consigliere più votato, quello che ha ottenuto più voti. Ebbene, nella Marca Trevigiana è a Valdobbiadene ed ha appena 28 anni. 20:45, vi aspettiamo presso la sede della Proloco di Santo Stefano per la presentazione. Altro che campagna elettorale 2.0, Tommaso Razzolini, 28 anni appena, assessore al turismo uscente di Valdobbiadene, è stato il più votato come consigliere comunale nell'intera Marca Trevigiana. 883 preferenze personali raccolte grazie a un mix di metodi vecchi e nuovi, compreso l'inossidabile porta a porta. Il porta a porta è comunque il più importante, ecco, e sicuramente la gente, anche se poi magari ti vota, comunque ha sempre piacere che tu la vada a trovare, che non ti dimentichi di fare un passaggio per un caffè, per un buon calice di vino di Valdobbiadene CG e così. Valdobbiadene è terra dei record, visto che la seconda più votata della provincia è una compagna di lista di Razzolini, anche lei assessore uscente Martina Bertelle, che si è fermata, per così dire, a 632 preferenze. Quasi 900 per un comune di 10.000 abitanti è moltissimo. Il 15% dei votanti valdobbiadenesi, sì, tanti. Ero già soddisfatto arrivare a 500, 400, 500 voti, 883 è una cosa proprio inaspettata. Qual è il segreto? Oddio, il segreto è la costanza e l'impegno in tutti i giorni per quello che riguarda l'amministrazione comunale, dialogare con le persone e, insomma, dimostrarsi sempre disponibili, socievoli con tutti, con i giovani, con gli anziani.
Un tesoretto di consenso che tuttavia non monta la testa a Tommaso in politica da quando aveva 15 anni. Adesso cosa si aspetta visto questo risultato? Adesso mi aspetto di lavorare per altri 5 anni a fianco della mia giunta, della mia amministrazione e del sindaco fregonese. Poi chissà tra 5 anni. Insomma, se sono rose fioriranno. È la prima sala operativa d'Italia che unisce Vigili del Fuoco e Sulem 118, ieri a Mestre l'inaugurazione. Il Veneto e Venezia, primi in Italia a disporre di una sala operativa unica che vede a fianco i sanitari del SUEM 118 e i Vigili del Fuoco del 115. La nuova sala operativa unificata è il quartier generale da cui i Vigili del Fuoco e sanitari gestiranno d'ora in poi le situazioni di grande emergenza nell'area provinciale, in collegamento con le altre forze dell'ordine e con tutte le tecnologie disponibili. Integrazione è la parola che ha dato origine a questa sala. È una parola che arriva da molto tempo, nel senso che è la fine di un percorso che qui a Mestre abbiamo fatto fin dal 2007, cioè da quando abbiamo inserito la nostra centrale operativa del 118 all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco. Questo ci ha permesso di lavorare insieme, di integrare le competenze, di sviluppare percorsi formativi, ma soprattutto di sviluppare percorsi di soccorso e di emergenza comuni. Con questa sala dunque l'integrazione tra 115 e 118 aumenta fino a diventare completa. Lo scopo è garantire più efficienza e maggiore rapidità di intervento, un progetto pilota a livello nazionale. Beh, questa è la prima sala a livello nazionale, penso che la dica lunga sulla volontà di fare, sulla visione che il Veneto continua a portare avanti, ma non sarà l'unica iniziativa che va in questa direzione. E il Veneto è il Veneto dei primi pronto soccorso a livello nazionale, è il Veneto del primo 118 a livello nazionale, adesso è il Veneto della prima integrazione a livello nazionale. La sala, composta da 12 postazioni, copre tutta la città metropolitana, ma in prospettiva servirà tutto il Veneto, coordinando anche la protezione civile. Da Venezia parte un esperimento perché c'erano delle persone che hanno ragionato non in termini campanilistici ma in termini di servizio alla popolazione, e questo è stato un atto fondamentale. In questa sala, oltre all'115 e l'118, c'è anche la sala unificata di protezione civile alle mie spalle, quindi in caso di calamità in questa provincia tutti gli attori della protezione civile, del soccorso sanitario, del soccorso tecnico urgente stanno insieme, parlano la stessa lingua e condividono gli stessi tavoli, e questo è fondamentale nell'emergenza. Il nuovo argomento lo conosciamo in tante vesti, soprattutto politiche e amministrative, non lo conoscevamo come cantautore. Eccolo, Giancarlo Gentilini. Lenta scorreva la Piavesella, che della nostra via è la gran stella. È una versione inedita quella che Giancarlo Gentilini offre di sé attraverso questa canzone che ricorda la gioventù trevigiana del 1948. Lenta scorreva, vedi, al Chiodo nel 1948 c'erano 40 ragazzi e ragazze. In queste 40 ragazzi sono nati amori, simpatie, litigi, e un giorno decidemmo una cosa: perché non creiamo un inno, una canzone per la gioventù e la Piavesella del 1948? Allora diversi si offrirono, ma chi rimase col cerino in mano? Gentilini Giancarlo, perché aveva studiato musica e suonava chitarra e mandolino. Ci daremo un bacino d'amore. Fu così che il giovane Gentilini si mise al lavoro, ne nacque questa canzone che ora, a quasi 70 anni di distanza, con la collaborazione del maestro Giorgio Fava, è stata registrata affinché quello spaccato di gioventù trevigiana non andasse perduto. Nella speranza che piaccia, perché quello è il pezzo della nostra gioventù del 1948. E adesso ascoltatela. È la banda tarata, è la banda tarata, con la sua vaga gioventù, sempre avanti, perché indietro non tornerà più, e cantando
Sempre sorprendente Giancarlo Gentilini. Adesso a ore 13 per parlare della CGIL, è la giornata del mercoledì, quindi è il giorno in cui la CGIL risponde alle vostre domande. Avremo ospite il CAF CGIL con Monica Giomo, Graziano Basso e Giuliana Maffei. Poi questa sera alle 20:10 per tornare a parlare di banche, del fondo, arriva, non arriva, lo sblocco dall'Europa, lo faremo con Paolo Quaggetto, avvocato esperto proprio di questioni bancarie. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione si allontana lentamente dalle nostre regioni. Nella giornata di mercoledì, tuttavia, il tempo risulterà ancora perturbato. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo piogge piuttosto frequenti, localmente anche intense. Entro la serata comunque è previsto un lento miglioramento con fenomeni in cessazione pressoché ovunque. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra 14 e 17 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con rovesci diffusi un po' su tutti i settori, ma anche in questo caso risulteranno in attenuazione quasi dappertutto durante le ore notturne. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 16 e 17 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo precipitazioni diffuse ovunque, ma entro la nottata la tendenza sarà per un generale miglioramento. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.